Il tuo cuore batte al ritmo di calcio a 5? Vieni con l'Alto Vicentino Futsal. Siamo pronti ad accogliere tanti giovani sportivi come te e un giorno potresti giocare nelle categorie più importanti del futsal. Visita la nostra pagina Alto Vicentino Futsal e contattaci subito. Sarai il benvenuto. Media partner Radio Peter Pan. E allora, tifosi rossazzurri, siamo collegati qui presso la sala conferenza dell'Alto Vicentino Futsal a presentare tutti insieme l'ultimo match dell'anno solare 2024 dei nostri ragazzi che sabato pomeriggio affronteranno in trasferta a Brandizzo il Fiano Plus. Abbiamo qui quest'oggi mister Michele Ferraro e Andrea Rossi, suo fidato braccio destro, nonché mister della formazione Under 19. Grazie ad entrambi per essere qui in nostra compagnia. Inizierei ovviamente con mister Ferraro, come di consueto. È arrivata purtroppo la prima sconfitta casalinga con un risultato, dobbiamo dirlo, pesante e comunque da accantonare subito. Come ha risposto la tua squadra in queste 2 settimane di stop, mister? Ciao Marco, sempre grazie, io non finirò mai di ringraziarti per il lavoro che fai per questa società. Abbiamo reagito, è stata una brutta sconfitta, Marco, è stato un brutto stop dopo l'ottima prestazione di Cornedo e proprio in questa sede avevo il timore di uno scivolone, soprattutto a livello mentale, di un rilassamento forse a livello mentale seppur involontario questo è avvenuto purtroppo. Sono stato un sciagurato profeta, però insomma noi questa settimana e anche la scorsa abbiamo lavorato bene come sempre adesso però dobbiamo riprenderci perché non abbiamo fatto una buona figura. A me quello che mi sta veramente a cuore è il fatto di non aver fatto una buona figura davanti al nostro pubblico, alla nostra gente, quindi dobbiamo sicuramente riprenderci. Questo è il nostro motto in live di questo momento, insomma, ecco. Beh, è positivo comunque questo auspicio e insomma la speranza di riprendere subito il cammino da dove si era lasciato Cornedo è comunque da lodare, quindi grazie delle tue parole, mister. Passerei ora la palla e la parola soprattutto a Andrea Rossi, a cui chiederei un bilancio su questi primi 5 mesi dal suo approdo all'Alto Vicentino. Insomma, una prima metà di stagione comunque di apprendimento e al contempo anche di successi, come ti avevo presentato nel corso dell'introduzione. Sei il braccio destro appunto di Michele Ferraro, nonché mister della Juniores. Come ci commenti in generale questi primi mesi in rossazzurro? Ciao Marco, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare la società per questa opportunità. Sto lavorando con uno staff di alto livello, sto lavorando con il mister, sono molto contento e i ragazzi sono tutti disponibili, sono tutti seri, ci alleniamo bene e sono molte sensazioni positive. Per questi primi mesi ho tanto da imparare dal mister e da tutta quanta la dirigenza e lo staff che sto lavorando. E focalizzandoci adesso sul settore giovanile di cui abbiamo parlato appunto durante questa domanda, ti chiederei un parere in particolare sullo stato in generale della cantera rossazzurra, se vogliamo un po' usare una metafora, insomma, o comunque un paragone di alto blasone. Tu comunque guidi la formazione della Juniores, appunto. Abbiamo instaurato questo progetto, l'Alto Football Group, insieme a tante altre squadre del territorio. Quali sono le tue sensazioni sull'Alto Vicentino che verrà? Sensazioni molto positive e noi dello staff del settore giovanile dobbiamo impegnarci molto sul fatto di allenare i giovani. Sono tutte esperienze molto belle da fare e sono contento e i giovani stanno rispondendo molto bene. Quindi io personalmente ho un gruppo che sto lavorando bene e siamo ancora sotto età per la 19, comunque ci stiamo lavorando e sono contento.
Bene, grazie della disamina Andrea, e comunque un in bocca al lupo per il prosieguo della stagione con la tua formazione e anche con la prima squadra. E parlando appunto dei ragazzi, come stavamo facendo ad inizio conferenza, ricoinvolgerei mister Michele Ferraro inquadrando un po' il prossimo avversario, questo Fiano Plus, squadra ostica, comunque in grado di ottenere tanti ottimi risultati, tra cui la vittoria a Cornedo, ma che ha un po' peccato in termini di continuità, incassando anche qualche sconfitta, a testimonianza dell'equilibrio che comunque persiste in questo campionato. Cosa sarà necessario a tuo avviso ai ragazzi per ottenere delle risposte in campo? Guarda Marco, non ti contraddico mai, però lo sai, questo non è un campionato, è un torneo, nel senso che concordo. Giusto, purtroppo sì Marco, quindi vincere una partita vai in play-off, perdere una partita vai in play-out, insomma è questa cosa qui. Quindi il Fiano è un'ottima squadra, giocano in un campo bellissimo, tra virgolette, hanno un'ottima struttura, e noi stiamo preparando questa partita soprattutto come sempre su noi stessi. Dopo una sconfitta 7-0 in casa noi non possiamo permetterci il lusso di pensare di lavorare in base all'avversario. Noi abbiamo capito che siamo una squadra che fa degli alti e dei bassi anche preoccupanti, e quindi noi dobbiamo trovare una via di stabilità soprattutto mentale. Quindi il Fiano, i risultati, noi abbiamo preso moltissimi gol in 2 o 3 partite, le nostre 3 sconfitte sono state tutte le sconfitte purtroppo pesanti, con passivi pesanti. Loro invece vedendo i risultati fanno delle sconfitte di misura e fanno anche delle ottime vittorie con squadre come hai detto tu, ad esempio il Cornedo, quindi dobbiamo stare molto attenti, ma noi mai come questa volta vogliamo chiudere l'anno con i 3 punti, perché è già qualche settimana che ci mancano i 3 punti, e quindi ecco, questo noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Ce lo auguriamo, dobbiamo lavorare sodo e soprattutto concordo col dire che c'è un equilibrio da trovare. L'equilibrio è sempre la cosa migliore in qualsiasi ambito di vita, mi concedi, se me lo concedi, insomma, ecco, ci siamo capiti. Passerei per concludere questa conferenza la parola ora a Lorenzo Miotto, corrispondente del sito Calcio5 Anteprima, anche quest'oggi connesso in collegamento telefonico per l'appunto. A te la parola, Lorenzo. Buonasera a tutti. A mister Ferraro volevo chiedere un aggiornamento sullo stato di salute della squadra, anche perché molte formazioni di tutte le categorie in questo periodo fanno fronte ad alcune assenze, e volevo sapere dal punto di vista numerico come l'Alto Vicentino si avvicina a questa partita. Grazie. Grazie Lorenzo, come sempre. Noi sì, ho messo un piccolo particolare che non è assolutamente una scusante. Noi sulla sconfitta la partita scorsa avevamo il nostro centrale difensivo Jean-Pierre Moore squalificato, questa volta avremo Greco squalificato, arrivavamo che Lino Cai che non si allenava da un paio di settimane, avevamo Federico Berto con una distorsione alla caviglia e ha fatto un po' una prestazione eroica perché era veramente azzoppato, insomma avevamo parecchi giocatori insomma non in forma, quantomeno non erano pronti per fare una partita di questo genere. Nulla toglie i meriti assolutamente all'Asti. Noi adesso abbiamo recuperato, abbiamo uno squalificato che è molto importante per noi, Gianluca, però insomma noi non dobbiamo trovare né alibi né star lì a leccarci le ferite, noi dobbiamo fare i 3 punti sabato, e mai forse come questa volta siamo veramente convinti di fare i 3 punti. Poi vediamo la stabilità dei ragazzi, la stabilità di tutti quanti, insomma, ecco. Grazie mille intanto Lorenzo e ti auguro buone feste. Grazie mille mister, colgo anche l'occasione per porgere a tutti voi un augurio di buon Natale e buone feste e di un buon anno nuovo.
Grazie. Grazie anche da parte mia Lorenzo e grazie a tutti per questa partecipazione alla conferenza stampa, l'ultima del 2024, e colgo l'occasione, in caso non potessimo rivederci di qui al 25, per porgere anche a mia volta gli auguri a tutto il popolo rosso-azzurro. Questa appunto era la conferenza di presentazione di VDL Fiano Plus Alto Vicentino Futsal. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un saluto, alla prossima, sempre insieme ragazzi, sempre Forza Alto.